zombie is getting worse by the hour. There's chaos in the streets. The National Guard cannot control the situation. In every borough of the city, from Brooklyn to Manhattan, from Harlem to Queens, the zombies are taking over. The governor has declared a state of national emergency and has asked the president for immediate assistance. The zombies are everywhere. There seems to be no way to stop them. The city is at their mercy. According to the latest report from police headquarters, the inhuman creatures are gathering in and seem to be heading towards Central Park. Barricades have been thrown up throughout Manhattan. General Steiner of the National Guard has said that bazookas will be used if necessary. We've just been informed that zombies have entered the building. They're at the door. They're coming in. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Ma Rossi, tu, quando ci arrubavo la muttanella tutti i cremelini, ma non fai la nazza da mappi. Quando l'inverno non li potrà più contenere, allora i morti ritorneranno a vivere. Parla scurnaccia, parla, chi ha acceso a Pascal Felleces? Chi ha acceso a Pascal Felleces? Parla scurnaccia, parla, chi ha acceso a Pascal Felleces? Chi ha acceso a Pascal Felleces?
Te mi sa fu contrabbando dei tortoni e dei casatielli. Chi si è sequestrato? Qui sei il corpo del reato. Oh, il suo casatello con lui! Ma casatello con lui! Il suo casatello con lui! Appuntato, portate in cucina il corpo del reato. Che ci mangiamo la roba. Oh! Bene, bene, mi compiace. Lei sta collaborando. Ora mi segua. That's so great. That's so great. Oh, sorry, man. Yeah, you did. Questo chi è? Questo è Gigino Felleces, fratello di Pasquale Felleces. E dove si nasconde? È latitante ad Asmara. Bene, bene, mi compiaccio. Lei sta collaborando con la giustizia e per questo forse non la manderemo a 29 bis. Oh, ma Dio giù! Giornale radio, ultime notizie. Cari ascoltatori, stiamo trasmettendo in condizioni disperate. Forse questa è la nostra ultima trasmissione radio. Ormai l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Si salvi chi può. Queste sono state le ultime drammatiche parole del presidente ONU. Intanto, approfittando del caos e gridando alla grandine, è fuggito dal manicomio criminale il feroce Gigino Felleces, che grida vendetta per la morte del fratello, il famigerato boss della camorra disorganizzata Pasquale Felleces, barbaramente trucidato dalla mafia livornese e dato in pasto alle triglie per il controllo internazionale del traffico di tortane, pastiere e casatielle. Ascoltiamo la sua ultima intervista rilasciata a Bruno Nespola. Io sono Pasquale Scorzilakis, io sono un re stronzo. E beh, maestro re stronzo. Ah, ma tu ti credi che il primo stronzo sono suonati nel poco stronzo. E fosse bello. Invece andavano a me e dice, oh Pasquale Scorzilakis, oh mazzo fu stronzo. Si riga stronzo, oh boffo stronzo. Fai lo stronzo. Ah, se no, Gigino Scorzilakis, statta stronzo. Hai capito stronzo? Ma che si sei messo a fare, frate mio? Lo contrabbando dei tortoni e dei pastieri con quello criminale Gigino Felleces. Ma ne hai visto che fine ha fatto frate? Ma quello che dici, no? Ma perché non ti metti a fare la droga come fanno tutti i buoni guaglioni? Ma che stai combinando, frate mio? Ma che te mi sa fu contrabbando dei tortoni e dei pastieri
assieme a quello criminale Gigino Pellecess. Marichi, no, ma perché ti metti a fare con me tutti i buoni guagliù e ti metti a vendere la droga con me i buoni guagliù? Asmarina, tu sei bella e pirichina. Asmarina, di bellezza sei regina. Asmarina, di bellezza sei regina. Asmarina, di bellezza sei regina. Parla criminale, parla, prima che ti mando 29 bis. Chi ha acceso a Pascale Pellecess? È stata fratello. Oh, è stata frate. Appuntato, dai subito l'ordine d'arresto per il gabbiano napoletano. Subito! E portate in giro a questo malandrino. Oddio, non mi diventando uno zombie! Non pensavo che era successo, perché lei non bello guaglio, vedi che è capitato. Un zombie! Non so, non so che non trovato. Si giovane oggi sono incontentato. Ma non guaglio. Mi è diventato pure un poco, no? Ma tutto sta sempre e allora, chissà scusa da chi non ma non è già qui. Che va a fare un giro? Che va a Marcellini? Che giornata storica! Stiamo sconfiggendo la mala livornese che ha dato in pasta alle triglie a Pascale Pellecess. Ora guarda questa diapositiva. Appuntato, sei scassata la macchinetta. Un attimo. Guardi, chi è? Rinda stanziliette, fedesero rinda stu salotto, e a puzze piena rinto guarda porta, non si può supportare. E tutta gente rinda stu palazzo, a rinda stu Gigino rutto cazzo, si non te la vasaglia nel cangò per fanno arrabutare. Questa è la feroce papera Gigiotto che fa i rapini in dei supermercati. Mi compiaccio. Bravo ragazzo. Sul sum corda. E questa? Questa chi è? Questa è la feroce tartaruga Gigio che fa i rapini in dei balli. Abbiamo scoperto allora il colpevole. Bene, mi compiaccio con lei, ragazzo. Allora non volare più, quindi la bis. No,
perché io sono un uomo d'onore. Ti ho detto che se collaboravi non ti davamo più il 29 bis, ma ti portiamo nel padiglione dei riccioni, a lo stanno i meglio riccioni e femminile a Poggio Reale. Sei contento? Bene, portate via questo malandrino. No, non sono mandarini. Oh fra, la mascherina, ma che sta bevendo? Che la mascherina? Sti sfaccimmi mascherine, a quando è venuto sta pandemia, ma parlano tanta zomba a 100.000 vita. Oh fra, che teniamo terra bruciata, non ci stare ad a fare. Tu, mo vai a smare e fai fuori a chilometri del Gigino Felices. Io me ne fui a Muscattato fuori, poi tu a Roppo mi raggiungi, con il numero 126. Non ti bruciamo un mano, capito? Ok. E come cazzo mi abbivo, mo? La mascherina. Gigi, oggi piazzate 120 kg di torte con l'uovo, ma mamma era una mano, perché l'esercito mi sta in cuore. Alla grandine fratello, sei bello! Alla grande un cazzo! Oh fra! Che? Ha sbagliato a pigliare con mano. Beh. A posto di 126, ha pigliato 129. E fa stessa linea. No! Sa chi ne eri più? E macci lo bidet. E macci lo bidet. Vai. E mo acciro pure la lavandina. E mo acciro pure lo cesso. Oh, hai fatto una straccia. Vai. Parla, scurnaccia! Parla!
Chi ha acceso a Pasquale Fellices? Chi ha acceso a Pasquale Fellices? Voglio solo limonare, solo limonare. Limonare, limonare. Voglio solo limonare. Limonare, limonare, limonare. Voglio solo limonare. Limonare, limonare. Limonare, 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 limonare. And I just fighting with my demons. Baby, take my you're a pleasure. No reason why to be divided. Let's get the lemon party started. Voglio solo limonare. Sto male, in continuazione. Ho una psicosi maniacale, ho una psicosi, sono malato mentale. Giovani, lasciatemi stare. Ho una psicosi maniacale, ho una psicosi, sono malato mentale. Giovani, lasciatemi stare. Ho una psicosi maniacale, ho una psicosi, sono malato mentale. Giovani, lasciatemi stare. Ho una psicosi maniacale, ho una psicosi, sono malato mentale. Giovani, lasciatemi stare. Dopo tant'anni che sono stato fuori, sono ritornato a te Santa Lucia, ma è rimasto solamente un nome e un mare che non è più blu. E sai perché?
sai perché non si chiude Santa Lucia che la de marinare t'hanno cagnata perché addosso stanno più e luciane addosso posteggiatore chi la cade cantavo solo me Santa Lucia addosso stai chiuso. Vedo nella palla, vedo nella palla, vedo nella palla. E che volete in sta parte? Ma Verona, 3 numero bungalow per la ruota di Bologna. Verona, 91, 92 e 93. Signore, in gioco, non sono venuto capo che Pocca, vedo l'amore. ma quale amore, signori, già tengo l'unico figlio a raccampare, scolla pronto, basta mo, il caso è venuto per una ragione, mentre pescava, ha trovato sta bambola che gianni. L'imputato è stato giudicato totalmente pazzo e quindi viene prosciolto dai reati a lui ascritti e viene altresì prosciolto dalla condanna all'ergastolo. Però l'imputato sarà internato a vita, naturale durante un manicomio criminale. Dottore, venite con me, vi voglio fare vedere il mare. Ma in questo paese non ci sta nessuno. Sto paese è abbandonato pure la Maronna. Pure la mafia se ne è fiutata a sto paese. Il caso è un co sindaco, io capola. Ormai in sta città sono rimaste solo i morti. E sti morti oggi mi fanno compagnia a me. Perché oggi ti porto pure a te, miei zii morti.
bella!